ragazzetti la nome Luigi. Donna Tere, parlate sola? Che baggia ricere, donna Ermeli, che baggia ricere. Stiamo troppo lontano, non posso parlare. E mo vengo vicino a tu, così parlando meglio. Ecco qua, guardami una curiosità. Mio marito questo sta facendo ancora un pistolino. Donna Ermeli mi volete sfottere. Secondo voi marito mi ha chiesto che può fare? Tutti i giorni di preciso sa routine. Sa boffo con un piatto in zitta casa. Non mi si ruote con parole mulignane. Una bottiglia viene rindata a faccia. E poi si porta un coppoletto con una faccia. Ma perché? Mio marito vuole un po' stesso. Ecco, dici da fatale qua. Poi 7 mesi sauce, sinto eletta e se ne va insieme a marito vostro a giocare e a se fuoristo robina. E che ci volete fare, donna Ermeli? Chi le marito, mio marito vostro conosce la piccerina. Ci ha fatto per gli stessi pizzi suoi. Ma che se non fosse niente. Se almeno a sera mi guardasse un po'. Che faccia? Ma tuzzoliasse un po', che voi mi capite? Oh, ma non mi capisco. Io me l'ho pigliato più grosso pensando che gallina vecchia fa buon brodo. Ma che? Sono 3 anni, donna Ermeli, 3 anni che non bevo nemmeno l'uossa. Figura, da ora mi sono accattato pure una bella vestaglia trasparente sporando lo scevano po'. Voi mi capite? No, ma non mi capisco. E allora? È stato bello. A ritecchiare fa questo nelle mie mosche. Ma se avuto perché la parte si è fatto un suono fino a immaginare. Certamente a voi cosa non vi cago, finiamo a vedere. Ecco, tale qua. Quello che hai messo un zitto perché mi metti scorne papà. Ah no, donna Ermeli, invece parlo. Io a lunga e strillo sempre. Ma il risultato quale? Mi fanno pernacchia e sta dormendo a tavola. Stamattina mi sento leggero come una piuma che galleggia sul mare liscio. Come la nonnezza che galleggia sul mare di Margellino. Nefali è che c'è tra sta monnezza sul mare di Margellino. Sentimi una cosa molla, Rene. Fali, anche c'è che sta monnezza sul mare di Margellino. Sai, la monessa non è leggera e non galleggia, scusa. Sai, che passa? Si sempre lo pazzo, pure a prima mattina. Poi, E che fa ancora a settare? Non vedi che è uscito il tuo signore padrone? Quindi susata e cedimi il passo. Ma sosa. oh! E tu stai ancora a settare? Non vedi che è uscito Monsignore? Quindi susata e accarizziamo passa. Voglio entrare, prende e pigliamo un bastoncino o cappiello che tra poco devo uscire. Vada. Ehi, oh! Stai a partire. Devi mangiare un cappello e un bastone. Oh bastone. Sono 3 anni che lei perduto da si scudare. Ma scusate, non si per la mamma, capite? Sai, ma tu fai schifo quando io, sai? E allora vediamo un ombrello, Ah, con ombrello mese è luglio. perché la luce non c'è. Non sai che è cambiata l'atmosfera. Oramai il sole ha fatto il buco nell'orzata. Ma qua non so. E io poi scumottino per il gabinetto. Brava, avete proprio buono. Lo scupettino nel gabinetto. Chi lo sta proprio buono? Va. Bravo Felice. Vale per una figlia, vai. Bravo, la donna così va trattata. La donna va sempre sottopressata. Bravo, sapete. La femmina è sempre soppressata. Non capisce sempre una cosa buona. Ci vuole tirarci per la vista, non ci capisci? Ma bene, allargo poco, metto un po' in direzione la manica. E ho proprio l'abitudine a mettere il buco a me. Vabbè, sotto il buco, uno qua. Allora sta sto buco.
Hai gambe belle, ah, fila a me la buona. Lo capire. Ho capito, gambe belle. Te, oggi trovato solo chissà. E che c'è la polizia, vuoi per le macchine, non ha girato. Sì, casto capiglio un bastone. Grazie moglie. Non è vero. Ma vanno in da cantina che venire si pacca un po' a frutta. Mi parla. Sì, no. E me ne hai Ma parlato? non ci parla. Ma lei ha parlato ieri? Ehi, ha parlato, che dici? E come ti sei permesso di parlare? Quante volte ti già detto che prima parla con me, fa domanda con la carta bulla? Se tu come sci per mazzare in te mano, ma tu questo tu, e questo tu. Tieni! Ma sta sguardando, no? Ma sta sguardando. Sta proprio a Cirenna, sta. Fare! Non posso passare qua. Ieri mi è venuto il tempo che le volte non si chiama con faccia per fare lì. E qua boffinata la volta di mazzata, non mi permesso. Usi ci va con l'acqua forte, non preoccupare. Oh! E tu hai parlato? Quelli non ci parlate proprio. E parla, dici la sia, che pure faccio con chi, parla di voi, va. Ma già dice. Offendimi, dici qualche parola. Ah sì? Tu sai che sì. Sei un cagista frocio. Ma che ma che sto faccio, da me? Che forte. Tu sai che sì. La sporta è mulignana frocio. Non è fragile, lo sapete, a me, mia moglie, che forte. Si la spasella in cuparvo lì. Non da ci, stai sentendo, sapete? Che forte. Si non sa che scorze patane. Mi fatta una risposta e voluto male. Ma non hai parlato? Ma tu sai che puoi parlare con me? E che c'è un certificato di residenza storica. E che c'è un certificato di morte. Io parlo con lui sulla strellostra, li vedo all'uovo, capito? No, la giaccina, sì, la giaccina. Ti. A Luca. Mara, mi faccio rena, io do. E chi non sa andare così? A Luca, sta Luca. A Luca. Va. La polizia tutto il fustigio, la polizia. Grazie. La giaccina, che la ringrazia. Anche se lo hanno a voi. Mia moglie. La moglie se n'è entrata. È entrata. Però poi io da amico ti c'era un consiglio. Sei troppo duro, troppo. Una volta. No, prima era stai. Certo. No, insomma, la candeggina, insomma. Certo, è anche vero che le nostre donne sono remissive. Ah, no, perché sarei giù. E femmine nostre sono depressive, per carità. Ma capisci sempre la cosa penale, remissive, stanno poco sotto pacca. Sotto pacca. Anche perché sta facendo. noi apparteniamo a quella razza La razza romana, sì. che al momento di dimostrare la loro mascolinità non ci dirà marretta. Ai. E pensa per tu. Pure tu. Ah sì, io non mi tiro mai indietro e penso, pure tu. Ecco, Falì, a mia moglie le do tutte le soddisfazioni, Pure io. specie nel campo sessuale. Avete mano. E pensa pure tu. Sapete, non mi piace le mie fa. Quando parlo con me, soprattutto mi dà tenere. Anche tanto c'è soprattutto la bocca, non ci capisci. Pure tu vuoi fare pure tu, Pure tu, no, pare un'altra cosa. Falì, come mi ha già spiegato, io mi sento un uomo duro, un uomo vero, una specie John Wayne. Tu, io mi sento Gregory Pack. Io mi sento Spinge Strauss. Io mi sento Saverio Stallone. Io mi sento Roberto Unino. E che passate? Uomini duri, uomini veri. Io mi sento Dustin Hoffman. Sapete, mi sento Sergio Bruno. Falì, ma che c'ha zecca su Sergio Bruno? Perché quando mia moglie mi fa capire che può fare poco a me, dice che la canzone di Sergio Bruno, che la fa uno solo per una pizza. Ti sembra panzariella, sempre vicino. Sapete, tu mi vedi mo? Certo. Ma vedi mo, sì. Che sto giocando. Mi dava 20 anni fa. 20 anni fa, avevo 10 anni. Perché di 10 anni di Chicago, Non teneva la malizia, mo. Quando usciva in due vicoli, arriva tutte le femmine che mi venivano incontro a me a questi che La buffeva. ma mi accarezzava. E le prime che mi sapeva che tutte le femmine mi chiamavano Sapunà! Sapunà! Sapunà, roba lei!
la ci vuoi saponare? Ma qua saponare? Lo saponario che mi ha confuso le idee. Buongiorno. Buongiorno, saponario, stai sempre a piazza roba vecchia, eh? Lì, a roba è vecchia, ma chi lo dà? Sono tutto figliolo giovane e buone. Lo saponario lo ficco bene. La piazza una storia, dai, che sei pericoloso. Io la storia ma mi Aspettiamo, cerchiamo il futuro. Cominciamo da poco, faccio una cosa di volevo permettete. Prego, noi prendiamo una boccata d'aria, prendiamo, sfruttiamo un po'. Signora Sguarracane! A guarda Ciuccio, ci sta. Non sto parlando con l'amico mio Saperi. Signora Carlotta! La prima via tua botta. Non fa capire però. Quello l'amico vostro, ce ne pazienza. No, siamo allegretti ma non troppo. Signora Raffinina! A dire fino alla fine. Ma voi volete fare sì o no stamattina? No, stiamo parlando io e Saperi. Ma ci da quello fa piacere. Saperi, mi sappiamo qualche caffè. Mia moglie è svenuta e non me l'ha potuto preparare. Pure mia moglie ha ripreso la macchinetta. Allora approfitto. Ma io ho un caffè mia moglie. Va bene! Va bene! Gigi! Non posso dire per me! Perché una bella mappa della cianoccia, lo catte! Guarda che la mano tua aiuto, ma che buona, messi femmine, sono prime passate per quartiere, che mi sono buono cuore, ma quando bene, dice che sono bello, che sono fresca, che già fa. Sono bella e sono fresca, che con me però non tutto quanto ci rispondono. Un sacco, lui l'ha visto, maestro, però io un sacco tengo e ne manca tanto rosso, però ma c'è lanciato. Care, non mettete il pensiero con me, anzi, forse è meglio che vi faccia sapere. Oggi sono stato appuntamento con 3, 1 e 5, nate 7, nate 9 e mo con te. Alright, sono very nice, che ci posso fare? Sono chic, fumo le muratte e mangio baccalà. Pardon, ma come le donne sanno rassegnare. Geradiella Casanova alle donne dice sì, uè. Mamma mia. Pardon, tengo tante donne, ma che faccio a dire? Geradiella Casanova alle donne dice sì, sono per i nice che ci posso fare, fuma doppio filtro e gioca a baccarà, ma come le donne sanno rassegnare. Geradiella Casanova lo volete? Stonga qua! Quando siete belle, per me... O saputariello vostro? È una settimana che ti aspetta. Tengo una pappa di panno qua, se no da come a pigliare. Sì, le colline sono in fiore e la volta che si scende, perché la mappata non me l'hai portata tu stessa. E non ho già potuto. La mappata mia è grossa e pesante. Tu personalmente ci mettere in mano. E ci metti, ma non ti preoccupare, quando sei bella. Chi è? Bella, madonna mia, la dama bianca! Quando sei bella, dimmi. Sai, in coppa ci stanno andando per una botta antica che ne sono e bottiglie. Hanno una botta hanno una vita di 90 anni, io vero, sì, io vero, è una botta, stai vecchio. Allora tu devi faligna. Certo. Mamma mia, bello, non capisci niente più. Hai la nonna che si tratta buona tra botte con tutte sue. Ah sì, senti, rinci la nonna tua, che pigliassi i tappi e se mettesse a una coppia di tappi le bottiglie per marone, balcone Napoli, e invece riguarda a boatte, no, a pigliassi per sempre e a tassi da munizio, a me non serve. Ma fosse scemo, io ho visto una boatta non è ma falda, una boatta bianca e grossa così. È una boatta di valore. Durante la guerra i soldati si arrivano in coppa a casa la nonna. Poi
facevo mangiare e sei tu cavrindoletto questo. Poi durante la scitava, ci metteva a vuota annanzi e i soldati ci buttavano le soldate. Era una specie di croce rossina. Sì, prestava pronto soccorso un coppa ruanella. E va bene, vi accontento, va bene. Scusa, ma io sto ancora qua. Due caiotte l'hanno visto sotto e fatica. Giornatine, finalmente sei venuta, piantana! Giornatine, Chi è? Ma non capisco. mi sono decisa, vieni con me a Bascio Parascia, che ti faccio vedere che la cosa che ti promettetto il mese passato. Lo pare un chef là fuori all'acqua. Mamma mia, sì, non ti preoccupare. Senti, ma oggi ci ho portato un sacco piccirilli. Vuoi dire che venga a settimana che trasi, non può passare con te. Ciao, ma che ci ti mi fai sapere tu? Questa è una buona idea. Giornatine, tu consiglierà Varea cose Clementina, è bella assai. La tua ci ha fatto vedere pure a me Raffaellini, o vero? Sì, o vero. E l'ha fatto vedere pure a tutte ste frate mie. Sai, ma che sta cosa? La varia tutto quanto. Giornatine, vieni la settimana che tra, sei Vasco, Raffaellini. Riccella a tutte Pascale, che cosa mia sto, se ne vede bene. Va buono. Scusate, signora Clementina, soltanto una curiosità. Ah, sta cosa era vostra. La potessimo prevenire l'amica mia. Ecco, ma no, siamo uniti ma non capiamo senza niente. Si tratta di una collezione di francobolli che è bella sulle. E tu sai che ce lo potrei fare anche Ma fai questi francobolli? che fare anche Avete capito, stamattina il giornatiere non può fare a casa. Esatto, Raffaellini, piccini. chiama a fare servizio. Siamo buoni, chiama a fare servizio. State buone, giornatiere. E la prossima volta che viene, porto un sacco più grosso e più lungo. Magari che ha buttato un sacco più È una parola tutta che. Ma io che posso fare, ma che faccio a si fare? Non ho capito, dai uno sacco dentro e non è manco tanto luce. Siamo una resta massa di tanta tienda che può trovare un po' femmina che mette essa in due sacco a te. Ah, donne, donne, eterni dei. Donne, 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 do. Donne, 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 do. È scabroso le donne studiare, son dell'uomo la disperazione, mentre i cuori un mistero sempre son. Uomo, donne, eterni dei, e rovina del vicino tutto c'è, dallo sguardo soave e fedele, rosse o brune oppure biondine, che fa l'uomo sempre burlato sarà. Donne, 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 do. Le donne studiare, Uomo, donne, eterni dei, son dell'uomo la disperazione, uomo, donne, eterni dei, mentre i cuori un mistero sempre sono. uomo, donne, eterni dei, Uomo, donne, eterni dei, e rovina il vicino tutto c'è, uomo, donne, eterni dei, dallo sguardo soave e fedele, Rosso, brune oppure biondine, che fa l'uomo sempre burlato sarà. Donne, 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 do.